Idee, risorse, energie, obiettivi. Condividiamo per crescere insieme. Tutto questo è Community FVG. In questa puntata andremo alla scoperta di la cooperativa Keep Point. A colloquio con Luca Occhialini e Silvano Zamò. Capire l'economia. Parliamo della carta di credito. Da BCC, nuove borse di studio per studenti universitari. La latteria sociale di Cividale. E ora iniziamo. Keep Point è una società di servizi tecnici rivolto alle imprese e alla pubblica amministrazione con sede in Udine. Nasce nel gennaio del 2012 per iniziativa di un gruppo di professionisti udinesi, spinti dalla passione per il lavoro e per le cose nuove. Da quei 4 soci fondatori siamo passati a 17 professionisti che collaborano attualmente in forma stabile con Keep Point. La formula è quella della integrazione delle competenze, indispensabile per affrontare un contesto lavorativo sempre più complesso e dove la clientela richiede servizi sempre più articolati e completi. Da parte nostra, tra i molti servizi che offriamo alla clientela, ci rivolgiamo in particolare alle piccole e medie imprese per il supporto a progetti di ricerca e sviluppo sperimentale. Le piccole aziende non è vero che non fanno ricerca e sviluppo, ma lo fanno in termini informali e non strutturati, con il rischio di disperdere tempo e risorse e molto spesso anche incentivi pubblici dedicati. Il nostro lavoro è quello di supportare questo sforzo da parte delle piccole aziende per arrivare a una gestione completa dell'iniziativa fino al rendiconto finanziario e tecnico a supporto dell'incentivo pubblico oppure del finanziamento bancario. Un altro filone importante che ci preme sottolineare è la filiera del retrofit energetico, così come lo abbiamo chiamato, a supporto delle iniziative di efficientamento energetico nell'edilizia pubblica. L'edilizia pubblica non è un mare, è un oceano di problemi, soprattutto a livello di gestione. La gestione degli asset immobiliari da parte degli enti proprietari crea subito un problema di strumenti. Proponiamo a livello di intervento migliorativo della struttura e post intervento l'adozione di uno strumento open source che si chiama OpenMind, che abbiamo sperimentato nell'ambito di un progetto di ricerca con Tecnoteca SRL, una società informatica friulana detentore del brevetto. In questo modo agli enti pubblici possiamo proporre l'intera filiera, a partire dalla diagnosi energetica certificata alla progettazione degli interventi migliorativi, alla modellazione BIM, alla realizzazione degli interventi e quindi anche alla strumentazione per la gestione post-intervento. L'aspetto più interessante di questa proposta è la connessione tra la modellazione BIM, la sensoristica installata nell'edificio e lo strumento OpenMind di gestione. In questo modo l'ente proprietario può addirittura concludere l'operazione di miglioramento dell'edificio anche a costo zero.
260 milioni di euro è l'ammontare complessivo dei salari erogati dalle cooperative regionali secondo i dati di Confcooperative Friuli Venezia Giulia relativi a 632 associate. 30 gli addetti medi per impresa, dei quali il 7% sono extracomunitari. Gli addetti sono complessivamente 15.222. L'Università degli Studi di Trieste e le BCC del Friuli Venezia Giulia hanno sottoscritto un importante accordo per il sostegno agli studi universitari. Grazie alla convenzione sono stati messi a disposizione per gli studenti numerosi strumenti finanziari a condizioni agevolate. In particolare, inoltre, sono state messe a disposizione 10 borse di studio al merito BCC per l'anno accademico 2016-2017 del valore di 600 euro ciascuna, da attribuire ai laureati magistrali vincitori di specifico bando. Le domande devono essere presentate entro il 12 aprile 2018. Bando, modulistica e tutte le informazioni sulla pagina www.bccfvg.it/units. Presentata dalla cantina di Cormons una nuova campagna promozionale realizzata in collaborazione con l'azienda di trasporti Finesso di Padova. 2 rimorchi sul cui telone stampato il nuovo logo della cantina viaggeranno in tutta Italia promuovendo i vini di Cormons. Allo stesso tempo annunciato anche il rilancio del vino della pace, vino simbolo della cantina, il cui vitigno si arricchirà di una nuova varietà di Lambrusco mantovano. Noi di KeyPoint abbiamo sviluppato questo progetto che ha come fulcro il tool Open Source Open Mind. Il tool permette la gestione, del facility management, quindi una gestione a 360 gradi degli edifici, di tutti gli asset immobiliari di cui un privato o un pubblico dispone. Interessante è però il passaggio iniziale, cioè quello della modellizzazione tramite vari software che esistono sul mercato questi stessi edifici, dove quindi andiamo ad indicare per tutti gli asset le caratteristiche specifiche di ciascun asset. Questo rientra in quello che viene definito il BIM, cioè il Building Information Modeling, su cui in Italia siamo ancora a livello normativo forse un po' indietro, ma tanti altri paesi europei invece stanno già sviluppando questi concetti a livello di norma, soprattutto per il settore pubblico, partendo quindi dalla modellizzazione in 3D degli edifici che vengono oggetto di nuova costruzione, oggetto di manutenzione o di ristrutturazione legata soprattutto all'efficientamento energetico. Si passa poi alla gestione dell'edificio tramite OpenMind, quindi la gestione delle manutenzioni ordinarie, straordinarie, la gestione di tutti gli impianti, l'impianto termico, l'impianto idraulico, insomma tutto il condizionamento, eccetera. Soprattutto si ha la possibilità attraverso questo strumento di monitorare in tempo reale quelli che sono i consumi, quelli che sono le temperature, l'umidità, eccetera. Questo è estremamente utile per valutare quali sono le situazioni in cui ci sono per esempio consumi eccessivi, anomali, in cui i rendimenti dell'impianto termico per esempio non è quello che il costruttore aveva garantito, oppure quelle situazioni in cui sono più necessari degli interventi di efficientamento energetico. Se da un lato questo approccio può in prima battuta spaventare, sicuramente noi di KeyPoint siamo perfettamente in grado invece di renderlo semplice, agevole e anche assolutamente economicamente vantaggioso. Oggi scopriremo cos'è e come funziona la carta di credito. La carta di credito è uno strumento di pagamento costituito da una carta plastificata con un dispositivo in grado di leggere i dati identificativi del titolare e dell'istituto bancario emittente. Sul fronte della carta sono riportati i dati del titolare, il numero della carta e la scadenza, mentre sul retro è riportata la firma del titolare e le 3 cifre di sicurezza. Si chiama carta di credito perché l'addebito sul conto corrente dei pagamenti effettuati avviene il mese successivo rispetto a quello degli acquisti. La carta di credito di solito viene rilasciata da un istituto bancario presso il quale il cliente detiene un conto corrente. In genere viene fissato un limite massimo di spesa oltre il quale la carta non può più essere utilizzata.
La carta di credito può essere anche utilizzata per acquisti su internet e può essere anche a rimborso rateale e quindi all'importo degli acquisti sarà addizionato un interesse calcolato in base al tasso stabilito dal contratto. Infine, ricordatevi sempre, in caso di furto o smarrimento, di contattare il call center della carta e farne denuncia alle autorità competenti. Salve a tutti, oggi vogliamo raccontarvi una bella avventura, quella che vede per protagonisti Silvano Zamò e Luca Occhialini, che con le loro banche, la BCC di Manzano e la BCC di Basiliano, hanno costruito un nuovo gruppo che si chiama Banca Ter. Ecco come ci descrivono la loro avventura. Vicepresidente Zamò, cosa c'è alla base della scelta di far nascere Banca Ter dalla fusione tra BCC di Basiliano e di Manzano, e perché avete scelto questo nome, diciamo, anche un po' particolare? Ma la decisione di entrambi i CDA è nata parecchio tempo fa. Oramai la dimensione diventa un fattore importante, decisivo, per poter agire sui territori in maniera adeguata. Oggi per essere competitivi non è più come anni fa, ma bisogna avere le spalle, diciamo, ben coperte, e questo è stato supportato dopo alla fine anche dai nuovi due gruppi costituenti che hanno spinto in questa direzione. Questo per non diventare i più grandi, ma per avere il capitale per poter intervenire ancora in maniera più importante, più incisiva nel nostro territorio. Il nome, diciamo, è stato anche lì un processo che insieme a Luca è stato portato avanti, è l'abbreviativo di territorio, quindi volevamo dare innanzitutto il nome nuovo affinché le due banche, i nomi storici non apparissero, perché vogliamo che sia una banca nuova. Ter, quindi territorio, ci sembrava il connubio perfetto per poter mettere insieme le due banche. Lei accennava proprio ai due gruppi, dei due voi avete scelto di aderire a Cassa Centrale Banca, che diciamo ha come sede Trento. Ecco, qual è il motivo di questa scelta che comunque segnerà anche il futuro della banca? Beh, è stata sicuramente una scelta non facile, molto ponderata, una scelta anche alla fine non voluta, nel senso che il Friuli Venezia Giulia, tramite la sua federazione, all'inizio ha voluto cercare di costituire un gruppo unico. Questo non è stato possibile, quindi le banche autonomamente hanno dovuto fare questa scelta. Perché? Innanzitutto perché nei vari incontri che abbiamo avuto sia con uno che con l'altro, il nucleo del credito cooperativo ci sembrava molto più in primo piano con Cassa Centrale. Secondo, e non per ultimo, il sistema informatico, che diventa un fattore veramente importantissimo oggi e soprattutto nel futuro. E terzo, la possibilità di avere qui a Udine la banca di territorio, che sarà di banca di Cassa Centrale qui a Udine, quindi una vicinanza importante che ci permetterà di agire insieme per il futuro delle nostre banche. Presidente Occhialini, al termine di questo processo di incontro fra Manzano e Basiliano, quali sono oggi i numeri di Banca Ter in termini di operatività, in termini di territorio e in termini proprio di bilancio? Dal 1 gennaio di quest'anno è nata la nuova banca con dei numeri importanti. Siamo la prima realtà come credito cooperativo a livello regionale, l'unica banca di credito cooperativo con respiro regionale, avendo filiali in tutte e 4 le province.
I numeri sono notevoli perché siamo 11.000 soci, 45.000 clienti con dei volumi che stanno raggiungendo 2,5 miliardi di euro, che sono numeri di banca importante. Per quanto riguarda il patrimonio, stiamo arrivando ai 150-160 milioni, che sono dei termini di grande garanzia, di grande solidità per tutta la clientela, per tutti i soci. Questi numeri così importanti sono figli di questo accordo, però magari i soci, i clienti possono pensare che succederà qualcosa, immagino, in questo cambiamento, in meglio, in peggio. Sarà importante anche capire dove andrà la nuova banca. Ma era assolutamente necessario, e lo sarà soprattutto nei prossimi tempi, aumentare le dimensioni per poter dare delle risposte coerenti con le nuove normative alla clientela, al territorio. Questo vale anche per le banche di credito cooperativo, vale anche per la cooperazione. Con questa dimensione siamo in grado di rispondere sia in termini di credito ma anche in termini di socialità a tutto il territorio friulano. Per quanto riguarda il credito, tutte le tipologie saranno sicuramente più vicine alle richieste, alle esigenze della nostra clientela. Sulla socialità ci sono delle eccellenze che è giusto anche ricordare. Da una parte la mutua, che molto probabilmente entro breve sarà uno strumento unico come dimensione in regione, dall'altra il Factory, eredità della Manzano, che è questo incubatore per giovani imprese di giovani imprenditori. Non ultimo, sempre per l'importanza dei soci del territorio, le consulte territoriali che stiamo pianificando proprio in questo periodo, che consentiranno ai soci proprio dei diversi territori della nostra regione a fare da tramite, a essere presenti per quanto riguarda le problematiche e le proposte nei confronti del Consiglio di amministrazione. A Cividale del Friuli la latteria nasce per volontà di centinaia di piccoli allevatori che, avendo dei piccoli caseifici nelle borgate e nelle periferie della cittadina, hanno pensato di confluire in un'unica entità che a suo tempo è stata denominata Latteria Turnaria di Cividale. Nel 1924 è stata costituita la cooperativa, a novembre dello stesso anno è partita la produzione in quelli che sono le attuali strutture che vengono utilizzate. Poi nel corso degli anni, a parte il periodo delle 2 guerre mondiali, si è lavorato ogni giorno qui. Il prodotto è variato sia nella quantità prodotta dai soci sia nella qualità. La grande differenza è stata nel fatto che prima da latteria turnaria, dove il socio conferiva il latte e poi ritirava il prodotto, è diventata latteria sociale, quindi la cooperativa stessa si preoccupa di mettere sul mercato il prodotto che viene trasformato qui in caseificio. Negli anni 80 abbiamo fatto una grande trasformazione, abbiamo ottimizzato gli spazi già costruiti nel 24 per poter dare un impianto più moderno, più aggiornato a quelle che erano le necessità, e questo è l'impianto che ha lavorato fino ad oggi. In questo caseificio si trasformano diversi formaggi e abbiamo circa 32 nomi diversi di prodotti. Vanno dai formaggi al latte pressato o dai formaggi freschi, può essere la ricotta, la mozzarella, tutto quello che serve per la vendita al dettaglio nei nostri negozi e anche all'ingrosso. Entrano 150 quintali mediamente al giorno di latte, che vengono poi lavorati nei 6 giorni. La domenica riposiamo, almeno in caseificio, mentre nelle stalle si continua a lavorare alacremente per poter dare un prodotto che poi viene selezionato in base al nome e al marchio del formaggio che verrà messo sul mercato.
Questo è l'ultimo nato degli spazi della latteria sociale di Cividale Valle del Natisone. Siamo a Salvis di Remanzacco. Alla fine degli anni 80 il management a quel tempo della latteria ha deciso che vendere direttamente i propri prodotti negli spazi gestiti dal proprio personale poteva avere quel qualcosa in più per offrire direttamente il prodotto, ma soprattutto poter anche portare a casa immediatamente un prezzo migliore per i prodotti. Oggi i nostri spazi sono gestiti come a quei tempi direttamente dal personale diretto, abbiamo circa una ventina di persone dislocate nei vari spazi, un po' poi con quello che è la gestione dei magazzini e dell'utilizzo di una parte di quella che è la struttura latteria di Cividale, perché gli spazi di Cividale circa vendono il 50% di tutto il prodotto, mentre per il resto, come potete vedere, abbiamo fatto delle scelte, abbiamo scelto dei prodotti che sposano un po' la filosofia che abbiamo. I nostri clienti pretendono, visto la freschezza e la quotidianità dei nostri prodotti, di non avere proprio quei prodotti che possiamo trovare ogni giorno nella grande distribuzione. Grande distribuzione che comunque è servita con i formaggi di latteria di Cividale, perché poi è giusto che il nostro prodotto è buono e sia a disposizione sulla tavola di tutti. La nostra produzione prevede un numero abbastanza importante di referenze, perché ci siamo accorti che il gusto dei nostri clienti non è tutto per il fresco, tutto per il mollo o tutto per il stagionato. Quindi laddove la nostra materia prima è buona, lavoriamo innanzitutto prima i formaggi al latte crudo, che hanno quella tipicità e quella specialità che ancora può ricordare i sapori di una volta. E poi abbiamo i prodotti quotidiani come la ricotta, come lo stracchino, come le mozzarelle, che hanno una peculiarità sul nostro mercato, in quanto non sono lavorate con prodotti con conservanti, quindi la quotidianità diventa una prerogativa del prodotto. Se piace ogni giorno sarà così, poi a chi non piace, ecco perché 20-30 prodotti c'è la scelta dove poter gustare meglio il nostro prodotto. Community FVG finisce qui e vi dà appuntamento a settimana prossima con ancora tante nuove storie da raccontare.